Sono tante e tutte diverse le storie di imprenditori che non ce la fanno più, che sono giunte all'associazione nata da un mese Speranza al Lavoro, voluta dalla Filca Cisla di Consum e dalle figlie di due imprenditori suicidi, Laura Tamiozzo e Flavia Schiavon. Storie dove la crisi si intreccia con gli strozzini e la mafia, come il caso di un imprenditore del Trevigiano. Questi signori strozzini con tanto di giacche e cravatte, persone che all'apparenza sembravano persone per bene, in sostanza li hanno raggirati e gli hanno portato via di tutto e di più. Gli hanno portato via anche i soldi della moglie dell'imprenditore, tutto e li hanno lasciati in condizioni disperate. Un mese di vita e l'associazione è già stata presa d'assalto da piccoli e medi imprenditori che più che cercare un aiuto fattivo hanno bisogno di raccontare, di parlare. Sono stati i contatti tra mail, telefonate, ma anche telefonate sui telefoni personali dei colleghi, del sottoscritto, sono stati tantissimi, da tutta Italia e le più diverse. Ed oggi erano in molti a Bologna a manifestare in supporto delle famiglie di imprenditori suicidi, vittime della crisi, in piazza anche alcune mogli e figlie. A noi è servita anche per portare la nostra solidarietà, il nostro affetto alle vedove e in quella manifestazione noi abbiamo ribadito ancora una volta che l'importanza è stare al centro della legalità. Il sindacato non si scaglia contro Equitalia come molti manifestanti, ma chiede all'agenzia maggiore umanità. La nostra idea è quella proprio di portare Equitalia a un confronto appunto con la nostra associazione e far sì che magari alcune difficoltà noi si possa anche essere mediatori anche di situazioni particolari.